Buongiorno a tutti, ciao amici, colleghi, sono molto felice di vedervi qui questa mattina. E prima di iniziare la presentazione di questo progetto che si chiama Movie Making Experience, che la mia associazione Futura IV insieme a Ilenia e la sua associazione The Inspiration Club ha ideato per i giovani cineasti del Veneto. E appunto per questo motivo ci troviamo in questa bellissima città oggi e regione che di cinema ne fa, ma non abbastanza secondo me, quindi noi siamo qui per incrementare quello che è l'esperienza del set del cinema nella regione del Veneto. Ringrazio Jacopo Chessa che ci ha ospitato qui questa mattina, do giusto velocemente la parola a lui per ringraziarci e parlare di quella che è il ruolo del cinema e della Veneto Film Commission in questa splendida città di Venezia e nella nostra regione del Veneto. Grazie, io in realtà do solo proprio un saluto e accolgo con piacere questa iniziativa. Proprio ieri c'è stato un lungo incontro, anzi una giornata dedicata alla formazione nelle sue varie articolazioni, legata all'audiovisivo qui nel nostro spazio, organizzata dall'assessorato alla formazione della regione del Veneto, e alla Film Commission sta molto a cuore tutto ciò che è formazione. Già siamo impegnati in laboratori di scrittura, in operazioni di internazionalizzazione e è una direzione che dobbiamo assolutamente tenere presente verso la quale andare, per cui in questo senso saluto molto positivamente e ringrazio l'organizzazione di Movie Making Experience. Sì, sono d'accordo, si gira tanto e bisogna girare di più, siamo qui per questo, lavoriamo da poco più di un anno, quindi un anno che è poi molto particolare, come ben sapete, per cui siamo contenti e vi siamo vicini e siamo aperti a collaborare da qui in poi. Quindi passo la parola a te, prego. Grazie a te. Grazie Jacopo. Sì, il focus del nostro progetto che presentiamo qui oggi è appunto la formazione. Movie Making Experience è una settimana intensiva di studio e lavoro per sceneggiatori, attori e registi che si vogliono mettere in gioco in questo senso, non solo formandosi con docenti appunto professionisti del settore, dei vari settori, ma soprattutto vivendo quella che è l'esperienza del set, che non diamo per scontato. Spesso e volentieri ci sono tantissimi corsi che si fermano a quella che può essere una formazione teorica, però poi quello che una persona vive, un attore, uno sceneggiatore nel vedere realizzato il proprio progetto e un regista nel poter sperimentare quello che è il dirigere una troupe, non solo degli attori, è tutt'altra cosa. Quindi quello che io e Ilenia abbiamo voluto fortemente in questo progetto è dare l'opportunità a chi studia cinema di fare cinema. Perché come in tutte le cose, l'esperienza è quella che fa la differenza. Potete vedere qui abbiamo un piccolo video teaser di quella che è stata la prima edizione del festival, che è stata nel 2019 all'isola di San Servolo. È stata un'esperienza molto molto formativa, e non solo per chi ha partecipato ma anche per noi che siamo gli organizzatori del progetto, perché ci ha dato modo di capire quali fossero i punti di forza e i punti invece dove doverci rafforzare e migliorare, anche grazie ai nostri allievi, perché spesso si impara più da loro che da tanto studio e da tante idee che si può avere in progettazione. Quindi abbiamo passato 8 giornate di residenza artistica, perché i ragazzi sono stati praticamente H24 a studiare, a concentrarsi, a condividere, e poi l'esperienza del set ha permesso loro di sperimentare con mano quella che è la formazione e la messa in pratica di un cortometraggio. La formula, di questo progetto è, noi lo chiamiamo contest, quindi un concorso interno tra i partecipanti che si studiano insieme, si formano insieme, ma hanno anche questa sfida, se vogliamo dirla così, interna, perché i partecipanti si dividono in squadre
quindi un regista e una troupe seguirà degli attori per mettere diciamo, in pratica quella che è stata poi la sceneggiatura sviluppata appunto dagli sceneggiatori per il corso di sceneggiatura. Quindi è molto bello perché c'è un clima sia di condivisione ma anche a un certo punto di sfida, di confronto, e credo che questo nella vita, non solo nel cinema ma nella vita, sia una forma di crescita personale e di crescita condivisa. I cortometraggi poi verranno visionati da una giuria di esperti e ci saranno giustamente dei vincitori. Verranno premiati i 2 cortometraggi migliori, poi ci sono altri premi all'interno del contest e i partecipanti avranno modo di insomma, usufruire di questi premi, che sono diversi, tra cui anche delle masterclass, delle esperienze di studio, insomma, quindi ecco, questa voglia di mettersi in gioco come nella vita, anche confrontandosi con gli altri e cercare di dare il meglio di sé. Questo è Movie Making Experience. Ora lascio la parola a Ilenia, che sicuramente avrà anche altre cose da aggiungere. Io vi comunico che le iscrizioni per qualsiasi persona che si voglia interessare o che voglia magari suggerire ad un amico, ad un conoscente questa esperienza, le iscrizioni per attori, sceneggiatori e registi sono ancora aperte. E quindi vi aspettiamo per vivere insieme questa esperienza sul set. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono molto fiera ed emozionata di presentare Movie Making Experience qui, perché abbiamo intanto dei partner che appunto ce l'hanno permesso e sono partner di grande qualità. Sono felice perché con Jacopo Chessa di Veneto Film Commission e con Viviana Carlè di Lago Film Festival abbiamo l'opportunità di far crescere insieme Movie Making Experience nell'ottica sia della valorizzazione del territorio, che è quello che ci sta a cuore. Valentina è veneziana, io no, però amo Venezia perché la frequento da 20 anni ed è veramente un cuore pulsante del cinema, il Veneto. Quindi l'idea di avere dei partner così e la pratica di avere dei partner così ci permette davvero di rendere Movie Making Experience sempre più forte, sempre più reale, perché quello che accade è che i nostri allievi non solo faranno questa settimana di formazione e di set, ma avranno poi l'opportunità anche di mostrare i loro lavori e di fare networking, quindi di avvicinarsi a una realtà di produzione cinematografica sul Veneto. Mi sta molto a cuore questa cosa della regionalità del cinema. Io ho vissuto tantissimi anni a Roma lo sappiamo, no? Il cinema si fa a Roma. Non è vero, il cinema si fa ovunque, e per l'esperienza personale che ho invece, veramente farlo lavorando sulla promozione, la valorizzazione del territorio, crea valore sui contenuti, perché stimola storie diverse. Noi infatti prima a San Servolo, adesso con la Fondazione Fabbri, provincia di Treviso, vuol dire anche ispirarsi, perché le sceneggiature vengono scritte in loco, quindi il luogo diventa ispirazione. E questo secondo me è impagabile, è un'esperienza, cioè proprio vivere nel qui ed ora l'esperienza dell'atto creativo, che però è collettivo, perché nel cinema è collettivo, no? Ha la stessa importanza chi scrive, chi recita, chi dirige, chi aiuta sul set. E un'altra cosa secondo me molto bella, appunto, l'abbiamo chiamata experience per questo, perché nel momento in cui si va sul set anche chi ha scritto prende poi un ruolo diverso, magari fa la segreteria di edizione piuttosto che altro, e quindi fa proprio un'esperienza che serve anche a capire quali sono i propri talenti, le proprie inclinazioni, e quindi credo che proprio sia questa la cosa importante. Inoltre la qualità
della formazione ci è data dalla nostra partnership con la Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara. Abbiamo qui il presidente Stefano Muroni e la direttrice generale Valeria Luzzi, che appunto con i loro docenti lavorano con noi e quindi ci permettono di mantenere uno standard molto alto, insieme appunto a Ferrara, la città del cinema. Quindi c'è anche una collaborazione Emilia-Romagna-Veneto, quindi insomma è proprio bello vedere come tutte queste realtà lontane e da Roma comunque hanno una forza creativa e produttiva reale. E questo insomma è quello che mi sta a cuore dirvi di Movie Making Experience, e vi aspettiamo. Passo la parola a Viviana Carlè di Lago Film Festival, che appunto ci ha accolto con questa collaborazione di cui siamo veramente felici, perché la sua realtà è cresciuta, è bella, è magica, e il fatto di esserci ci rende veramente orgogliosi. Grazie infinite. Innanzitutto vi porto i saluti ovviamente del presidente di Fondazione Francesco Fabbri, Giustino Moro, che non può essere qui con noi. Fondazione Francesco Fabbri lavora sul territorio, un po' come anche il senatore fece, e cerca di portare avanti quelli che furono gli obiettivi, ma più che altro anche una metodologia. Quello che più ha lasciato sul territorio è la strategia e la pianificazione. Quello che Fondazione fa è questo: cercare di pensare al futuro, soprattutto al futuro dei giovani e al futuro di un territorio che ha bisogno ovviamente di continuo sviluppo, sia economico-sociale ma anche culturale. Per questo motivo ovviamente accoglie progetti come il vostro, ma anche il Lago Film Fest. Quindi da un paio d'anni anche il Lago Film Fest e un altro progetto a noi molto importante, che è il premio Rodolfo Sonego, fanno parte di Fondazione Francesco Fabbri. Hai citato le esperienze, per noi è fondamentale, in quanto quando abbiamo iniziato a fare il festival abbiamo cercato di partire da quelle che erano le esigenze anche nostre, quindi cerca sia apprendista con esperienza. Bene, ovviamente era già un problema partire. Allora ci siamo inventati un luogo, uno spazio, un luogo fisico, perché ovviamente ce n'è bisogno, per poter lavorare, crescere, fare esperienza. L'esperienza quindi sia dei professionisti che anche delle persone, del pubblico, che fanno ovviamente al Lago Film Fest, che è un luogo ovviamente un po' fuori dal mondo, però per questo motivo più facile, e quindi l'incontro che si può fare durante il festival ovviamente è molto più informale, ma non per questo meno importante, altrettanto ovviamente fondamentale per l'incontro e la produzione. Quindi il Lago Film Fest in questi ultimi 17 anni si è posto veramente come punto di partenza ed arrivo, ma anche come palcoscenico, come luogo per aiutare altri giovani ovviamente a crescere e a fare delle esperienze. Quindi in bocca al lupo, noi ci siamo e ovviamente aspettiamo poi i prodotti che potremo proiettare ovviamente al festival la prossima estate. Grazie. Grazie. Io volevo solo aggiungere, magari per chi non conoscesse la realtà di Lago Film Festival, di ovviamente, insomma, se interessati andare a subito a stalkerare immediatamente, perché è un festival di cinema indipendente in uno scenario veramente suggestivo, stupendo. Io sono stata ospite quest'estate e veramente complimenti, perché il cinema ha bisogno dei territori vergini. Abbiamo citato Roma, che è sicuramente la città del cinema, ma Lago Film Fest ne è la testimonianza, anche delle piccole realtà non meno importanti in termini di cultura, ricerca, hanno bisogno di essere sollecitate, di essere vissute. Quindi Movie Making Experience quest'anno presso la Fondazione Francesco Fabbri, in questo scenario stupendo immerso nella natura, ha come tema appunto il nostro rapporto con l'ambiente. Dopo la pandemia ci stiamo tutti interrogando se siamo migliorati o no, se abbiamo un po' più di sensibilità o no. Forse ci interrogheremo fino alla fine, perché è una domanda molto forse difficile alla quale rispondere, ma l'ambiente ha bisogno di noi e mettere il cinema a servizio dell'ambiente credo che sia uno dei prossimi passi per chiunque faccia cinema, una produzione sostenibile e non solo sostenibile in sé, ma
parlare di temi come l'ambiente, come la sostenibilità, come il rapporto tra l'essere umano e ambiente aiuta anche il pubblico a sviluppare una sensibilità diversa, e questo secondo me è il ruolo degli artisti oggi che si affacciano a questo tipo di tematiche, di riuscire a sensibilizzare un po' di più il pubblico. Questo vogliamo fare alla Fondazione Francesco Fabri, 8 giornate di set di formazione. Abbracceremo tanti alberi, spero, perché fa bene a tutti. Grazie mille. Saremo a Pieve di Soligo, Esatto, a Solighetto, sì. quindi vicino a Villa Brandolini, a Casa Fabri, dove è nato Francesco Fabri, dove è cresciuto, dove è tornato dopo la guerra, e quindi anche nella zona UNESCO, che quindi ovviamente ci rende molto orgogliosi, però questo dà proprio la certificazione, se ce ne avevamo bisogno, veramente di un luogo speciale, un luogo meraviglioso. Grazie Viviana, grazie a tutti. Passo la parola a Francesco Centorame. Grazie. Io innanzitutto buongiorno a tutti e ringrazio tutti i presenti per essere qui, perché si parte proprio dalla presenza per queste cose qui. Per me è un onore essere qui e ho deciso di sposare questo progetto principalmente per 3 elementi. Il primo è quello che ha citato prima Ilenia, ovvero disarticolare la possibilità di fare un'esperienza, ovvero io sono nato a Montesilvano, è una piccolissima città. Da Montesilvano sono stato catapultato, facevo una scuola di teatro e sono stato catapultato su un set gigante come quello di Gabriele Muccino, senza passare per questa roba qua. Disarticolare l'arte, disarticolare la possibilità vuol dire parecchio per una persona che ad esempio nasce qui e deve spostarsi a Roma, quindi affrontare dei costi. E una regione così importante non può non avere un processo di formazione, e questo è il secondo elemento. Il processo di formazione che offre MME credo sia molto interessante, perché parlo naturalmente dal punto di vista di un attore. È imprescindibile conoscere i reparti, è imprescindibile conoscere quanto lavora un operatore di macchina, quanto lavora uno sceneggiatore, quanto lavora un regista, per una consapevolezza, per un bagaglio di consapevolezza, ovvero essere pronti, essere disponibili in quel momento quando un attore è sul set ed è consapevole di tutto quello che c'è intorno, lo aiuta anche a mettersi a disposizione, e questo processo secondo me è fondamentale. Il terzo elemento è quello della pratica. La pratica è importante per un attore, perché per quanto può essere importante una formazione, però un processo di formazione senza la possibilità di mettere in pratica quello che si è imparato diventa limitante e limitato. Perché un conto è capire come lavora il mio corpo, conoscerlo, studiarlo, e un conto è capire come reagisce il mio corpo una volta che è messo sotto stress da una situazione. Quello che ho imparato io con i vari Bessegato, Archibugi, Nanni Moretti è proprio questo, ed essere lì e ascoltare ed imparare e sapere quanto più possibile sul lavoro di tutti per creare una collaborazione. La cosa che mi piace di più di questo progetto qui è che c'è una collaborazione. Adesso parlava Ilenia, anche tra regioni, cioè creare un'energia di collaborazione e non tanto di chi è meglio di altri, e lavorare insieme. Quindi io attore imparo da un regista, il regista però a sua volta può imparare da me, come io posso imparare da uno sceneggiatore, come io posso comprendere quali sono le motivazioni. E in questo spazio qui, che ci obbliga a stare insieme, compatti, questa è una pratica che può essere esercitata. Io volevo dire soltanto queste cose qui, che però secondo me sono importantissime per un attore in primis, e poi per chiunque voglia sapere qualcosa, perché poi il mestiere dell'attore è un mestiere strano, è un mestiere di cui tutti sanno ma nessuno sa, è un mistero. Però c'è tanto lavoro, c'è tanto sacrificio, e se c'è tanta buona volontà, secondo me, e se si è in ascolto di chi lavora con noi, allora inizia a essere rispettato davvero dagli attori stessi, non solo dagli esterni. Ecco, tutto qua, credo di aver finito. Grazie Francesco.
Io volevo invitare Stefano Muroni, appunto presidente della Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini, perché appunto i nostri premi sono offerti dalla Scuola Florestano Vancini, da Intrarte di Firenze, e dalla realtà anche del CPA, sempre di Ferrara, quindi c'è appunto una grande partecipazione, la volontà di accogliere chi si affaccia al lavoro proprio quasi artigianale, no? Del cinema, perché noi ci immaginiamo sempre appunto i grandi set, ma si inizia dalle cose piccole e se non si inizia da lì non si può arrivare da nessuna parte, quindi l'idea proprio del cinema come esperienza, quasi come se uno forgiasse qualcosa con le proprie mani, sta alla base anche della Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini, quindi chiedo a Stefano se ci dice due parole di questi appunto 2 anni di grande coinvolgimento con i ragazzi. Posso stare anche io in piedi, guarda Stefano, volevo dire solo 2 cose, magari siamo stati poco chiari. Per chi non ci conosce, Movie Making Experience sono 8 giornate in cui gli sceneggiatori sviluppano una sceneggiatura partendo da un soggetto, e il tema è appunto il rapporto con l'ambiente. La sceneggiatura verrà poi data in mano agli attori che con degli actor coach metteranno in scena quelle che sono le sceneggiature e verranno diretti dai registi. Ecco, quindi questo è un po' l'iter, volevo solo puntualizzare. E appunto Stefano e per questo anche io ringrazio questa collaborazione, perché studiare cinema non è così facile. Quando qualcuno capisce, oddio, voglio fare l'attore, voglio fare il regista, cosa faccio? Allora un ragazzo si mette, guarda, ecco, per chi vive nel nord-est, la Florestano Vancini da quando insomma è operativa nelle mani di questo ragazzo speciale è veramente diventato il punto di riferimento per gli aspiranti attori, registi, sceneggiatori e operatori del cinema nel nord-est. Noi vorremmo che un Movie Making Experience potesse diventare un punto di riferimento nella regione del Veneto. E, come dice Lenia, si parte da piccoli progetti, speriamo insomma che questo possa crescere, come appunto ci racconterà nella storia della Florestano Vancini di Ferrara e come è cresciuta grazie a Stefano, a Valeria e insomma a tutte le persone che si sono dedicate, sono partite per arrivare in alto. Grazie. Io non sapevo che oggi avrei dovuto parlare, quindi sono un po' così spaesato, però intanto grazie e complimenti, perché dietro ad una conferenza, lo sappiamo, c'è sempre tanto spirito di sacrificio, tante visioni, tanti sogni, notti passate a mandare email, messaggi, audio, quindi immagino tutto, quindi complimenti, non è mai scontato essere in questi luoghi. Sono sempre onorato di venire a Venezia, nella regione Veneto, perché io sono emiliano e i veneti sono i nostri cugini, i nostri fratelli sono i romagnoli, ma i nostri cugini sono i veneti, noi superiamo il Po e c'è già la provincia di Rovigo e poi quindi il Veneto bellissimo. E io vengo da Ferrara, abbiamo avuto l'idea, no, abbiamo semplicemente studiato il passato, ci siamo accorti che Ferrara è a tutti gli effetti una città del cinema, la città di Michelangelo Antonioni, di Florestano Vancini, di Giorgio Bassani, di Folco Quilici, di Carlo Rambaldi, 3 Oscar, Agnes, King Kong e moltissimi altri. E quindi ci siamo chiesti, ma in una città del cinema come Ferrara, famosa nel mondo, il Giardino dei Finzi Contini e tantissime altre opere, ma è possibile che un ragazzo di Ferrara, dell'Emilia Romagna, del centro-nord, debba sempre andare a Roma a studiare cinema? E io ho fatto così, io sono andato a Roma e ho studiato al centro sperimentale. E allora il grande sogno, la grande visione era cercare di realizzare una scuola nazionale del cinema, cioè una scuola strutturata sul modello delle grandi scuole di cinema d'Europa, e cioè che durasse 3 anni tutti i giorni. L'idea, che è abbastanza anche così, non dico banale, però insomma l'abbiamo studiata, ma non è che sia fuori dalla norma, però sta funzionando. Abbiamo richieste da tutta Italia, siamo partiti appena 24 mesi fa, forse 23 mesi fa, ad ottobre facciamo 2 anni, e abbiamo veramente richieste da tutta Italia. Il merito va a me, va a Valeria, ma va a Alessio Di Clemente, che è il direttore artistico della scuola, che nella follia più assoluta ha spostato la famiglia da Roma dopo 25 anni per abitare a Bologna, e poi insomma studiando e facendo la docenza a Ferrara. C'è anche un allievo che vedo qua della Florestano Vancini. Quindi l'idea, ecco, di MME, Movie Making Experience,
è assolutamente giusta. Cioè noi abbiamo Ferrara, che è certamente una città del cinema, ma qua c'è Venezia. Cioè Venezia è un marchio, chiamiamolo così, che non ha bisogno di presentazioni nel mondo. Quindi questo è un primissimo punto che ci ha subito ci ha spinto a dire sì, noi ci siamo. E poi l'idea che il Veneto e l'Emilia possono dialogare, che Venezia e Ferrara possono dialogare, noi ferraresi siamo ovviamente onorati, quindi l'idea è anche colui magari che vincerà il premio o la parte finale dell'esperienza possa avere anche una relazione con la nostra scuola attraverso un workshop importante. Il primo anno abbiamo anche delle borse di studio, quindi insomma il dialogo è assolutamente aperto. Vi invito a Ferrara. Ed è promozione del territorio veneto, però, quello che vi sto dicendo, perché leggo qui un bellissimo manifesto dedicato al grande Renato Casaro. Adesso noi apriremo il 18 settembre a Ferrara la prima mostra permanente di cinema dedicata ai manifesti cinematografici dei film di Florestano Vancini. Florestano Vancini è un regista troppo spesso colpevolmente dimenticato, che trionfa qui a Venezia nel 1960 con La lunga notte del 43, tratta da un'opera di Bassani. Allora abbiamo pensato quest'anno di omaggiarlo con una mostra permanente dedicata a tutti i manifesti a 2 fogli, a 4 fogli, locandine, fotobuste, soggettoni dedicati ai suoi film. E quindi uno di questi manifesti è opera del maestro Casaro, quindi vi invito a Ferrara per vedere anche un po' di Veneto nella nostra città. Saluto l'amico Paolo Michalizzi, critico cinematografico nazionale, ma insomma in primis della nostra città di Ferrara, perché noi giovani, noi nuove leve, dobbiamo molto al critico Paolo Michalizzi, perché se non ci fosse stato lui nella nostra città, che si metteva lì per 50 anni a scrivere del grande cinema ferrarese, probabilmente molto del cinema ferrarese oggi sarebbe dimenticato, anche rispetto a noi ferraresi. Quindi ringrazio anche Paolo per la sua presenza. E quindi siamo veramente onorati, quindi vi aspettiamo a Ferrara e noi non vediamo l'ora di venire all'MME, quindi grazie di cuore. Sono stato un po' lungo, scusate, però grazie veramente. Grazie Stefano, quindi grazie Viviana, la Fondazione Fabbri ci aspetta a Pieve di Soligo. Io scusa, sì. Non so se c'è la possibilità, magari se qualcuno ha delle domande. Sì, assolutamente sì, volevo lasciare lo spazio alle domande, chiedendo magari l'orario e... Sono le 11:38. Abbiamo un po' di tempo? 5 minuti, ok. Se qualcuno ha una curiosità, una domanda... Io credo che nel momento in cui, io naturalmente ti parlo per esperienze personali, per quello che ho visto, per quello che ho osservato, nel momento in cui c'è una troupe intera a disposizione di un singolo attore, per quanto importante possa essere, e quell'attore si fa trovare impreparato, ecco, io credo che lì ci sia una piccola mancanza di rispetto nei confronti di tutte quelle persone che sono state convocate 6 ore prima di te, anche 7, e che sono lì a tua disposizione. È lì che il concetto di rispetto e di essere preparati al momento, io mi riferisco proprio a quel preciso istante in cui un regista dice azione e c'è un mondo intero che è pronto. E tu devi esserlo come loro, perché non sei più importante di loro e loro non sono più importanti di te. Si deve andare insieme. Io mi riferivo a quello, perché soprattutto con noi giovani, avendo avuto esperienze soprattutto con questi, si può dire cavolo, questi social, con queste cose che comunque ti mettono tante cose in testa, soprattutto oggi che basta fare veramente una piccola cosa per sembrare chissà chi, perché poi ti ci fanno anche sentire. Nel momento in cui tu passi il tempo su un set, sul telefono, non ascolti chi devi ascoltare e poi ti trovi impreparato e dici oddio scusate non ho capito,
allora lì secondo me tu stai, non solo sei una perdita di tempo, ma anche di denaro per una produzione che investe su di te, perché il tempo è denaro, soprattutto in questo periodo. Io mi riferivo a quell'istante lì. Non so se è stato chiaro. Grazie per la domanda. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, infatti diciamo nel nostro piccolo quello che abbiamo visto che si può sperimentare è proprio fare esperienza di questo, cioè di come dalla prima cellula, da quando nasce l'idea a quando il cortometraggio viene proiettato, comunque si ha consapevolezza del processo, della collettività, dell'aiuto reciproco, del confronto, di come si superano le difficoltà, di come un inconveniente lì per lì che sembra stravolgere il lavoro invece può diventare una potenzialità. Quella è l'esperienza del set. Certo. E l'ultima cosa con cui vorrei salutarvi è dirvi che nelle nostre shopper 100% cotone, assolutamente sostenibili, ci sono dei semini, è il nostro segnalibro. I semini è proprio perché quello che pensiamo è che coltivare la creatività sia il punto di partenza proprio per esplodere verso il cielo. Quindi piantateli, curateli e vedeteli crescere, quelli e quelli della vostra creatività. Poi vedrete questo vasetto, abbiamo chiesto se vi va, se siete social, come appunto diceva Francesco, magari oltre le vostre super foto potete anche postare, se vi va, la foto dei vostri semi che crescono e taggare la nostra pagina Instagram. I semi anche per dare l'opportunità a voi che siete venuti qua oggi, ma a chiunque voglia entrare in contatto con noi, di entrare un po' più in sintonia con la terra, quindi bagnatevi le mani, mettetele nella terra e vivete questo vasetto perché è molto importante. Noi crediamo molto, insomma, nel rapporto con quello che ci circonda. Grazie mille.